Anche nel 2021 Veneto da cartellino rosso per gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli mortali. Secondo gli ultimi dati INAIL, gli incidenti lavorativi nella nostra regione nei primi 10 mesi dell'anno sono stati il 14% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Quelli con esito mortale addirittura il 25,4% in più, che si abbassa al 16% se togliamo quelli in itinere. Sia i dati sugli infortuni mortali, sia i dati sugli infortuni sono in aumento rispetto anche a controtendenze nazionali, quindi questo è un dato che ci preoccupa moltissimo e su cui dobbiamo intervenire immediatamente. Dati preoccupanti che risultano parzialmente ridimensionati solo se parliamo di incidenza rispetto al gran numero di posti di lavoro disponibili nella nostra regione. Se consideriamo appunto la popolazione lavorativa, il Veneto si posiziona in zona gialla, ossia con un indice di incidenza di mortalità inferiore alla media nazionale. I settori in cui si muore di più sono l'edilizia, i trasporti e le attività manifatturiere. Tra le cause principali la mancanza di formazione, anche se spesso sono proprio i lavoratori più esperti a incorrere in gravi incidenti. L'esperienza porta molto spesso ad abbassare il livello di guardia e quindi a usare meno precauzioni. Altro punto dolente è le carenze di organico negli SPISAL. CGIL e CISL chiedono di riprendere il confronto con la Regione sul nuovo piano strategico. Avevamo avuto un primo incontro con i segretari generali, un incontro tecnico, doveva proseguire il confronto, ma è passato oltre un mese e non abbiamo più notizie.